gente intabarrata in questa gelidissima serata. Ma io che sono qui vicino mi vado a riscaldare il panellino. Tutta la gente intabarrata in questa gelidissima serata. Ma io che sono il panellino mi vado a riscaldare il panellino. È stata festa comunque, malgrado la pioggia, nella sede degli scout di Borgo Furo, nel quartiere di San Paolo a Treviso, dove si è bruciato un piccolo ma significativo panevin che ha catturato l'attenzione di grandi e piccini. Osserviamo attentamente dove va il fumo. Noi speriamo che vada dalla parte giusta per questo 2024, che sia per soldi. Infatti, Chi sotto l'ombrello, chi sotto i gazebo allestiti appositamente, l'Epifania è stata celebrata poi per tutti pinza, cioccolata calda e vin brûlée. E l'immancabile incontro con la Befana, che ha lasciato il segno delle sue mani sporche di carbone anche sul viso del sindaco Mario Conte. Ho fatto San Pellaio, Selvana, Fiera e adesso arrivo a casa mia a San Paolo. E non ho bevuto dappertutto. No, sono anche in mano. Dai, devo dare il buon esempio. Però ci tenevo ovviamente a venire qui a San Paolo nel mio quartiere per ringraziarvi per aver comunque tenuto in piedi questa tradizione nonostante il tempo che non ci ha dato scampo quest'anno, però insomma è importante ritrovarsi. Credo che i bambini qua sono tutti buoni, quindi solo dolci. Un po' di carbone al sindaco, poco però, è stato buono anche lui. Però ci tenevo davvero tanto a ringraziarvi perché... Ti do anche un cucchetto intero. Guarda, questo quando Adesso va anche tanti scherzi. Va tanti scherzi. Oltre a San Paolo, nel capoluogo sono stati accesi anche i panevin di San Pelaio, Selvana, Fiera, Sant'Antonino e Sant'Angelo, mentre alle case Piavone a Sant'Artemio si è preferito annullare l'evento. La pioggia ha evitato un picco persistente di polveri sottili rimaste, secondo i dati rilevati dalla centralina ARPAV di via Lancieri da Novara, quella più vicina al centro, entro la soglia limite dei 50 microgrammi per metro cubo, mentre in strada Sant'Agnese, zona San Giuseppe, Botti e Falò hanno contribuito a far rilevare alle 23 un picco intorno agli 80 microgrammi subito abbattuto dalle abbondanti precipitazioni.